E quando si dice che un anniversario casca a fagiolo per queste puntate che faremo, in attesa della manifestazione di sabato che vedrà a Roma migliaia di persone per dire basta al governo Renzi, per dire Renzi a casa, ebbene tutte le puntate di questa settimana saranno dedicate a questo tema. Chi ha avuto la sventura di ascoltarci anche nelle puntate di sabato e domenica sa che stiamo facendo un lavoro di sintesi, lo stiamo facendo assieme a microfoni aperti, un lavoro che ha aspetti seri e meno seri. Partiamo da quelli più così faceti. L'aspetto più faceto è, sapete, è uscito il film 50 sfumature di grigio, dove questa coppia si inizia ai piaceri del sadomasochismo. Ebbene, sulla scia di questo noi facciamo le 50 sfumature di Renzi, il politico italiano che sta in qualche modo iniziando gli italiani al sadomasochismo istituzionale, e vi sto chiedendo a microfoni aperti allo 02 66 20 35 29 di dirmi quelli che sono gli epiteti, gli aggettivi che vi danno così, vi sorgono alla mente quando sentite, vedete il premier Matteo Renzi. Non aggettivi squalificativi, non epiteti banali, ma cose come quelle che sono arrivate molto ricercate, ad esempio ibrido, amorfo, pifferaio biforcuto, tremacoda, vilmarrano, barita carbonica, che è una parola che proviene dal lessico dell'omeopatia, in cui si identifica, secondo dinamiche che sinceramente non conosco, lo scemo del villaggio, ma anche scalzacane, gabbamondo, menatorrone. Insomma, diamo fondo alla creatività. Siamo arrivati a 38 sfumature di Renzi, quindi io direi di dare il prima quarto d'ora di questo nostro appuntamento insieme a questo argomento. Se avete degli altri aggettivi molto strani, degli epiteti particolari, avete un numero di telefono da chiamare, e come ogni lunedì io ho fatto il fioretto che dico il numero di telefono per intervenire in diretta su Radio Padania molto lentamente, dando la possibilità a chi è in macchina di accostare e tirare fuori una penna, un cellulare, meglio un cellulare, così ve lo salvate direttamente in rubrica. Vi propongo come nome Radio Pad, che ci mettete poco poi anche a digitarlo, oppure se siete a casa non prendete un post-it, perché il post-it io lo so, lo dimenticate. Ce l'avete un quadernino dove ci sono sui numeri, che ne so, il numero del farmacista, dell'ospedale, tra i numeri utili mettete anche il numero per intervenire in diretta su Radio Padania, il numero che vi sto proprio per dire adesso, se siete tutti pronti, ed è questo qui. Allora, carta e penna: 02 66 20 35 29 sulla ruota di Milano. 02 66 20 35 29. L'avete salvato? L'avete messo in rubrica? Bene. Se poi appartenete a una categoria di timidi, che non vi va insomma anche adesso di dire una sfumatura di Renzi così in onda nel pubblico etere, e avete invece desiderio di mandare un riservato messaggino che poi lasciate al mio arbitrio e alla mia capacità quello di leggerlo o meno, c'è un altro numero da fare, quello degli SMS, ed è questo qui. Con calma: 346 64 277 56 346 64 277 56. Per l'occasione della manifestazione di Roma e per avere invece tutti i dettagli organizzativi, perché non è un viaggio facile, soprattutto per molti che ci ascoltano, che ne so, dalle valli bergamasche o dalle Dolomiti o da altri picchi innevati, non è facile raggiungere l'urbe. Allora c'è un numero anche per fare questo, molto più facile di quelli che vi ho detto, si memorizza in un attimo, ed è lo 02 66 234 234. Se voi telefonate allo 02 66 234 234, vi sanno indirizzare perfettamente su qual è il mezzo di locomozione
più facile per voi. Se siete di Pavia, vi dicono dove si trovano quelli di Pavia. So che stanno dando anche, ad esempio, i numeri di telefono addirittura degli autisti per arrivare immediatamente al destinatario, da colui che guida il torpedone per questa missione, possibile o impossibile non lo so, che è Renzi a casa. Quindi queste sono un po' le inquadrature che daremo a questa settimana. L'ultimissima, prima di prendere delle telefonate che vedo sono già arrivate, è questa. Se volete, andate su internet, ok? Fate il sito www.renziacasa.com. Anche lì avete tutte le informazioni logistiche e organizzative della situazione, e in più vi fate un'idea di quanta tanta altra gente sta per andare a Roma questo 28 febbraio. Dette tutte queste cose, come scrivono nelle mozioni, tutto ciò premesso e nelle sentenze, incominciamo il nostro filo diretto che, ripeto, fino alle 17 sarà un po' così scherzoso sulle 50 sfumature del personaggio Matteo Renzi, così come ci appare mediaticamente. Poi dalle 17 in poi incominceremo a elencare invece seriamente i motivi per cui Renzi deve andare a casa. Incominciamo con le 50 sfumature. Abbiamo il primo ascoltatore. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Francesca. Allora, per me è mesmerizzato. Come, scusi? Mesmerizzato, che vuol dire in stato di ipnosi, sì. È comandato ipnoticamente a distanza, non lo so, penso da Bertone, da qualcuno così. Cioè a me fa pena, perché è come se fosse un robottino, no? Comandato a distanza, capito? Ho capito, mesmerizzato funziona sì, perfettamente. Viene dal dottor Mesmer, era uno psicologo austriaco ai tempi della rivoluzione francese ancora. Grazie mille, grazie mille. Ascolta una Dica. cosa, una massima di Hitler. Sì? Che diciamo così per chiudere la telefonata in allegria? Esatto. Le masse sono abbagliate più facilmente da una grande bugia che da una piccola verità. Ciao, ciao. Grazie mille, grazie mille. Intanto ci arriva dagli Anonymous un SMS. Renzi è Garrulo, quindi arriviamo a quota 40, sfumature di Renzi, e anche Icarico o Icaride, da Icaro, colui che voleva volare ma poi con la cera che teneva insieme le sue ali fatte artigianalmente, questa cera si è, come direbbe Di Pietri, squagliata e Icaro, che voleva volare, è caduta a terra. Comunque, Icarico lo prendiamo. Scusate, ogni tanto io soffro di infestazioni di pietriste. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Sì, pronto? Gigi da Milano. Ciao Gigi. Un epiteto su Renzi. Sì. Siccome è uno che si presenta bene, come tanti democratici, tanti della sua specie, no? Sì. Kuker. Come? Un Kuker. Un strunzco sul Zucker. Un Kuker, va bene, grazie. Questa la mettiamo nella sezione dialettale. E intanto Fabio da Treviso aggiunge la 42esima sfumatura di Renzi, che è Maramaldo. E iniziamo molto bene. Allora, 39esima mesmerizzato, Garrulo, Icarico, Maramaldo. E poi ce ne sono tutte le altre che adesso non vi leggo perché diamo spazio alle vostre telefonate che stanno arrivando. Pronto? Pronto? Io? E ti si sente veramente male. Mi senti? Sì, come se tu mi parlassi da un burrone. Te lo dico velocemente, l'embarrafus. Barlafus, anche questa la mettiamo nelle epiteti, nelle sfumature territoriali. Speriamo che questo amico riesca a uscire dal baratro da cui probabilmente ci chiamava, dall'abisso radiofonico. Pronto? Sì, pronto? Sì, ciao. Pronto? Sì, ciao. Ciao, sono Marco da Busto Garolfo. Ciao Marco. È la prima volta che riesco a prendere la linea, in assoluto. Bene, vogliamo festeggiare? Sì, festeggiamo con un epiteto almeno che... Allora, me ne vengono in mente tanti, però mi viene in mente un'ameba. Sì? Ma non un'ameba normale, addirittura decerebrata, supposto sì. che un'ameba possa avere un cervello. Ho capito. Va bene, dai, va bene. Vale tutto. Non arrabbiarti se non la metto all'interno delle sfumature, perché ameba mi è un po' così di uso comune. Capisci che qui abbiamo roba tipo
masticabrodo, fanfarone, sparaposico, icosaedro, che vuol dire avere 20 facce, quindi vi state davvero dando fondo allo Zanichelli, e quindi Ameba in questo momento possiamo addirittura concederci il lusso di tralasciarlo. Pronto? Pronto? Ciao. Sono Gigi da Castelfranco, Treviso. Ciao Gigi. Allora, io vorrei dargli un titolo seguendo la sfilza dei nomi di 7 nani. Sì? Frottolo. Frottoliere. Frottolo con la F. Sì, io direi frottoliere invece. Frottoliere, meglio ancora. Sì. Frottoliere, che ci dà anche uno spunto musicale per tra poco. Sì. Grazie mille, grazie. Siete in gamba. Grazie mille. Frottoliere mi piace molto. Pronto? Pronto? Sì, ciao. Sono Giovanni dalla Brianza. Ciao Giovanni. Siccome l'Engioppino io lo chiamo giullare del Re Artù. Il giullare sì, ce l'abbiamo come epiteto. Ce l'avete già? Sì, no, ma non lo mettiamo nelle 44 sfumature solo perché giullare, rispetto a un neologismo come frottoliere, diciamo un po' squalifica, però va bene lo stesso, vale lo stesso e dimostra lo stesso il tuo affetto per le alte istituzioni di questo paese. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sono Tosca. Ciao Tosca. Masaniello, ma tu sei la stessa di Chiacchiello. Come? No, mi scusa, mi sono confuso con un'ascoltatrice di ieri. Masaniello. Masaniello però piace raccontare favole. Beh, ma Masaniello è un personaggio positivo comunque, che insomma capeggiò la plebe. Masaniello. Sì, però capeggiò la plebe contro i potenti, quindi... E non va bene? Ma sì, va bene, lo mettiamo a parte, c'è una categoria a parte in cui lo mettiamo anche Masaniello. Grazie Tosca. Volevo dire un'altra cosa, prego. ma forse fuori... No, vai Tosca, non ti preoccupare. No, volevo dire, stamattina sulla 7 ho sentito c'è Centenario? Sì, Centinaio probabilmente. Centinaio. Siete tutti bravi, voi politici della Lega. Grazie. Ha parlato così bene, ma così bene, che... io rimango incantata quando sento voi altri. Grazie, allora continuo a sentirci le nostre voci liriche. Domani sera. Continua. Grazie Tosca, una telefonata che rincuora mentre arrivano per SMS altri epiteti, per darvi un'idea di quegli epiteti che possono entrare nelle nostre sfumature eruditissime di Renzi. Abbiamo Mefistofelico e, ancora meglio, sempre gli Anonymous che le mandano, Orchiclasta, che vuol dire rompi quelle robe lì. Orchiclasta, stiamo riscrivendo la lingua italiana grazie a un fiorentino. Vedete come la storia si ripete dalla tragedia alla burletta nel giro di poco? Pronto? Pronto? Sì, pronto. Sono io? Sì, sei in onda, ciao. Mi chiamo Franco, ciao, sono un brianzolo. Renzi, piantala de fa il Bilot, anche questa la giriamo. Cosa vuol dire Bilot? È un termine, diciamo, un po' dispregiativo di un comportamento di una persona che fa molto facilona, che fa tutte le cose molto semplici, tutto quello che dice è giusto e tutto quello che dicono gli altri non conta niente. Un ganassa in lombardo. Praticamente è un modo di dire di quel genere, sì. Grazie mille. Tipicamente brianzolo, Bilot con la T finale. Grazie. Allora, ce ne arriva ancora degli altri. Ventriloquo, in effetti, ecco come si rende bene il ventriloquo. Si rende bene il fatto che è etero diretto. Bravissimo Alberto da Verona con ventriloquo. Poi abbiamo ancora un altro Alberto di Somma però, e dice che l'enciulandari da ciolla, definizione milanese di sempliciotto, uno che non ci arriva. Calamdrino, fiorentino è un'altra parola che entra nel nostro elenco solo perché non la conosce per lo più nessuno. Barlafus l'abbiamo già toccato. Squalificato soldato sgonfiato è invece un SMS un po' futurista che ci arriva sempre dagli Anonymous. Poi abbiamo Franco che ci rende eruditi di un modo di dire di Alessandria che è ciapaquai, che vuol dire acchiappaquaglie. Poi abbiamo detto Mefistofelico, poi Ulgandula da Ciucià, Casciabal e poi ancora Ciucciapolli, che è, diciamo, l'erudizione espressa da Guido da Legnano. Prendiamo ancora altre 2 telefonate con il nostro gioco, abbiamo proprio 2 sfumature ancora che mancano. E una è caduta, pronto?
Pronto, mi senti? Sì, ciao. Ciao, sono Giuseppe, chiamo dalle Langhe. Ciao Giuseppe. Sai come devi chiamarlo? Badogu. Badogu. Che vuol dire? Vuol dire scemo. Ecco, giusto per avere, diciamo, la traduzione, noi stiamo facendo. Noi in Piemonte i scemi chiamiamo il Badogu. I Badogu. Buoni, scemi di Badogu. Grazie. Grazie mille. Noi stiamo facendo infatti della sottile ricerca glottologica per quanto riguarda i termini così, delle invettive, utilizzando a pretesto il nostro Renzi che si presta perfettamente, come sapete, quei barattoli delle fiere di paese che vanno abbattuti a colpi di palletta così da vincere un premio che in questo caso è solo un'incazzatura gratuita. Però prendiamo l'ultima telefonata di queste nostre 50 sfumature. Pronto? Sì, ciao. Ciao, sono Pietro dalla Valle Camonica. Ciao Pietro, come si chiama il comune della Val Camonica? Costa Volpino. Costa Volpino, ditelo i nomi dei comuni da cui chiamate, che vedi che bello, Costa Volpino. Ascolta, c'è un detto che gira in bergamasca che dice così: attenzione, perché te sei a sgurlis una pianta del salato. Devi spiegarlo proprio bene questo. Attenzione Renzi, stai scuotendo un albero pieno di sberle. Bellissimo, bellissimo. Stai scuotendo un albero pieno di sberle, davvero ci riporta sia nei peggiori bar di Costa Volpino. Peggiori però. Davvero, è però una cosa che detto... si dice, quando stanno per girare le balle si dice stai scuotendo un albero di sberle. Cioè, mamma mia, bellissima, grazie. Ciao Marco. Grazie mille. Ditemeli i posti da cui chiamate, perché è bellissimo. Ad esempio Costa Volpino, adesso ci facciamo un approfondimento su questo Costa Volpino, come se fossimo, diciamo così, la risposta radiofonica a Giochi Senza Frontiere. Costa Volpino, eccolo lì, e scopriamo di Costa Volpino che è un comune di 9.333 abitanti dell'Alto Sebino, provincia di Bergamo, con una superficie territoriale e un'altimetria che varia dai 185 metri sul livello del mare ai 1.700 metri sul livello del mare, quindi insomma un bel dislivello, una vita in salita per gli amici di Costa Volpino. E tra le tante cose che ci sono, insomma, c'è da vederne abbastanza. Ci sono come in tutti i nostri comuni inerpicati sicuramente anche dei panorami interessanti. Detto questo, siamo arrivati a 48 sfumature di Renzi. Non vi faccio tutto l'elenco perché tanto abbiamo tutto il pomeriggio insieme. Prima di farvi l'elenco vi faccio sentire questa canzone che ho riscovato negli archivi della mia memoria di gioventù e si intitola proprio Il Frottoliere ed erano i Folcabestia. Beccatevi Il Frottoliere, strano mestiere.